Credo che solo una città in cui si partecipa al voto poi c'è una partecipazione anche alla gestione e alla vita di tutti i giorni della città, e questo è quello che mi auguro possa accadere anche a Treviso, e con Giorgio ci siamo conosciuti qualche mese fa e credo che la sua proposta abbia molto di simile a quella che è stata la mia, la prima avventura, un'avventura civica che vuole mettersi a disposizione della città. Credo che soprattutto nelle amministrative il tema sia amministrare la città, far sognare i giovani, far partecipare le persone, impegnarsi per la qualità della vita della propria città, e credo che questo sia figlio anche della credibilità delle persone che si propongono, delle liste che si coinvolgono e al di là insomma dei partiti. A meno di 2 settimane dal voto, Damiano Tommasi, sindaco di Verona, offre un assist a Giorgio De Nardi in occasione dell'incontro a Santa Caterina con i sindaci del fronte progressista del territorio veneto: Edoardo Gaffeo, Rovigo, Paolo Galeano, Preganziol, Rossella Cendron, Silea e Maria Rosa Barbazza di Cappellamaggiore. Il grande tema a sostegno del candidato De Nardi, lo schieramento di civici prestati alla politica. A me piace molto il modello dei sindaci civici, e questi sono prevalentemente i sindaci civici che hanno dimostrato come il fatto di non essere frutto di un'organizzazione politica, il sindaco ha una maggiore libertà di rappresentare tutta la cittadinanza, con ovviamente il sostegno adeguato dei partiti, perché svolgono un ruolo fondamentale, ma la figura civica piace molto. Partecipazione, concretezza, prospettive per i giovani, le parole chiave che guidano la squadra, come la definisce De Nardi, dei progressisti in Veneto. Le amministrative e i territori hanno bisogno di concretezza, di credibilità e di partecipazione.